Qualche anno fa il ministro della semplificazione, Calderoli, si presentò una mattina che era particolarmente su di giri, con un lanciafiamme nel cortile del Ministero della Semplificazione, circondato da una montagna di scatoloni, e diede fuoco, fece un grande falò. Erano le leggi che aveva deciso di semplificare, cancellandole. Neanche lui sapeva quante erano le leggi, non si sa quante ce n'erano in quegli scatoloni, non si sa quale effetto legale abbia la semplificazione col lanciafiamme. Si scoprì poi che inavvertitamente in quelle leggi semplificate, bruciandole, era finito per sbaglio il decreto regio che registrava i risultati del plebiscito con cui veniva annesso il Lombardo-Veneto al Regno d'Italia. Quindi da allora, sono alcuni anni, non si sa esattamente se il Lombardo-Veneto faccia ancora parte della Repubblica Italiana oppure se sia tornato agli Asburgo, all'Austria o alla Repubblica Serenissima di Venezia. Non si è mai capito perché lui l'ha bruciato il decreto di annessione, quindi il Lombardo-Veneto è lì in bilico.